Ben ritrovati amici di WeSport e appassionati di calcio giovanile, è Antonio Caroè che vi racconterà cosa è successo nell'11ª giornata del campionato valido per la categoria allievi provinciali. Dal Toruccio La Piana di Mister Bianco, i padroni di casa dell'omonimo Mister Bianco affrontano i ragazzi di Mister Sgarlata, ovvero lo Sporting Taormina. Sporting Taormina che arriva al Toruccio La Piana forte della prima posizione in classifica, seppur con una gara in più nei confronti degli avversari che sono quindi al secondo posto. Vediamo la fase di riscaldamento delle due squadre e finalmente con l'arbitro che guida le due squadre si può arrivare al centrocampo per i classici saluti di rito e il lancio della monetina. Da una parte i ragazzi di Mister Sgarlata vestono la maglia bianca-azzurra, dall'altra parte completo bianco-rosso per gli uomini di Mister Villagrasso. Vediamo ancora un rito iniziale e con il fischio iniziale dell'arbitro la partita può finalmente cominciare. La prima occasione è di marca Mister Bianco, infatti c'è il difensore che lancia lungo, vediamo la palla che rimbalza pericolosamente nella tre quarti avversaria, ci prova Vasta poi qui a spazzare e lo fa bene in maniera efficace mettendo in calcio d'angolo. C'è un po' di lamentele da parte di Vasta nei confronti del portiere Mauro. Vediamo però che sul calcio d'angolo successivo c'è una spizzata in mezzo, arriva Giordano e il Mister Bianco si porta in vantaggio. La rete è di Capitan Giordano che al primo vero tentativo è riuscito a portare in vantaggio la sua squadra con una bella azione da calcio d'angolo. Vediamo lo Sporting Taormina che è costretto quindi a reagire per non perdere terreno nei confronti degli avversari in classifica. L'azione sviluppa sulla destra, è bravissimo Giuffre a trovare il fondo, a metterla in mezzo, ma il difensore del Mister Bianco è bravo a mettere sul fondo. Sul calciangolo successivo ci proverà Miuccio, ma il numero 8 del Sporting Taormina non trova la porta difesa da Nicolosi. Ancora dall'altra parte ci prova Mister Bianco, la palla viene addomesticata a centrocampo e lanciata in avanti per il numero 3. Vediamo qui che il portiere Nicolosi frana su giocatore del Mister Bianco. Per l'arbitro però non c'è nulla, quindi si può continuare. Ci proverà Giuffre da calcio di punizione. Il tentativo del numero 6 del Sporting Taormina però va al lato della porta difesa da Nicolosi. Ci ha provato il centrocampista di Mister Sgarlata. Vediamo poi ancora un tentativo da parte di Mister Bianco, la palla viene messa lunga, ci prova l'attaccante a ragionare ma il difensore dello Sporting Taormina è bravo e mette la palla sul fondo. Vediamo qui il portiere Mauro che rinvia. Fino a questo momento non è stato particolarmente impegnato, se non fosse stato per il gol siglato, ricordiamo inizio partita da Giordano. C'è poi una bella serpentina di Torrisi che però alza troppo la mira e non trova la porta. Ancora un lancio lungo per lo Sporting Taormina, la palla viene recuperata lì in mezzo. C'è un fallo poi del numero 4 del Mister Bianco che viene ammonito, forse un po' troppo severo l'arbitro in questo caso. Ancora un calcio d'angolo poi del Mister Bianco, svetta su tutti Giordano che sfiora incredibilmente una doppietta e colpisce la palla che si infrange sulla traversa. Legno sfortunato di Giordano che avrebbe trovato una doppietta clamorosa. Ancora un lancio poi da centrocampo che arriva a un tentativo dell'attaccante del Mister Bianco, ma il portiere Mauro è bravo a far sua la palla, rinvia e non c'è più tempo. Si conclude quindi la prima frazione di gara. Il Mister Bianco è in vantaggio per 1-0 nei confronti dello Sporting Taormina. Vediamo le due squadre che guadagnano gli spogliatoi su questo parziale. Gli uomini di Mister Sgarlata dovranno sicuramente cercare in questa seconda frazione di rimontare per non perdere il treno che li vede in questo momento primi in classifica. E con le immagini possiamo quindi finalmente passare alla seconda frazione. La seconda frazione si apre con lo Sporting Taormina che sembra aver capito cosa debba fare. Ci proverà subito Giuffre con un tentativo, la palla arriva per Miuccio la prova a mettere con l'esterno ma il portiere Nicolosi è bravo a non farsi sorprendere. Ancora una volta ci prova lo Sporting Taormina, la palla però viene riconquistata al Mister Bianco. C'è un lancio bellissimo sulla sinistra, il difensore viene scavalcato, la palla viene messa in mezzo. Attenzione, il tentativo però viene subito prontamente respinto dalla difesa dello Sporting Taormina. Ancora gli ospiti dall'altra parte. Vediamo che Giuffre cambia gioco, è bravo a servire il suo terzino che prova a trovare il fondo. La palla viene scaricata per Torrisi, un bellissimo triangolazione con il compagno e il tentativo di sinistro che però non trova la porta, difesa da Nicolosi. I ragazzi di Mister Sgarlata provano a farsi vedere in zona Nicolosi, fino a questo momento però in maniera improduttiva. Dall'altra parte il Mister Bianco ci riprova con il numero 11 che mette la palla al centro
incredibilmente viene ciccata, il tentativo poi viene parato incredibilmente da Mauro, che in seconda battuta sul centravanti del mister Bianco è stato bravissimo. Si lamenta un po' l'attaccante del mister Bianco, ma per l'arbitro non c'è nulla. Quello che succede però subito dopo è fondamentale, infatti Giuffre fa un fallo a centrocampo, perde un po' la testa e viene ammonito. Vediamo Giuffre che continua a contestare la decisione dell'arbitro e il direttore di gara non può far altro che espellere il centrocampista di mister Sgarlata, che quindi lascerà lo Sporting Taormina in 10. Un momento sicuramente buio per i ragazzi che guidano la classifica. Lo svantaggio è l'espulsione. Vediamo però che lo Sporting Taormina ci prova e con un tiro da fuori impegna non molto, a dire il vero, il portiere Nicolosi. Nel frattempo nelle tribune è arrivato lo stesso Giuffre, prontamente espulso dall'arbitro poco fa. L'azione poi si sviluppa al centro dell'area ed è il più lesto di tutti, il numero 8 Miuccio, che porta al pareggio lo Sporting Taormina. Una bellissima azione da calcio da fermo, il tentativo iniziale parato dal portiere del mister Bianco Nicolosi. È stato il più lesto Miuccio a portare al pareggio i suoi. Ci prova poi Dramè, vediamo il neo entrato che trova incredibilmente il compagno, la palla rimane lì, ci prova ancora il mister Bianco ma è bravissimo, basta ancora una volta puntuale nel tentativo di chiusura e il risultato resta sull'1-1. Vediamo ancora lo Sporting Taormina che perde palla, bravissimo Dramè con un sombrero a superare l'avversario, ancora Dramè che guadagna il fondo. Dramè insiste con una bella azione di fisico, sempre lui, la mette lì, scarica sul compagno, il tentativo poi va al lato e non di poco. Vediamo lo Sporting Taormina che poi cerca uno schema su calcio di punizione, la palla viene scaricata sulla sinistra, il tentativo messa al centro, il tiro ed è il gol, ma viene subito prontamente annullato dall'arbitro per posizione di fuorigioco, che le immagini sicuramente danno conforto alla decisione arbitrale. Ci prova su un calcio di punizione poi mister Bianco, ma è bravissimo il portiere Mauro a fare suo il pallone in presa plastica per il numero 1 dei ragazzi di mister Sgarlata. Vediamo il tentativo poi di rinvio lungo, la palla rimane lì a centrocampo, Dramè bravissimo a tenerla, la palla viene poi messa sul fondo. Vediamo qui il tentativo dell'attaccante del mister Bianco, ma ancora una volta il portiere Mauro che risponde presente. Dall'altra parte lo Sporting Taormina ci riprova il calcio da fermo, vediamo qui, la palla rimane lì, viene rinviata e finisce qui, triplice fischio, mister Bianco, Sporting Taormina 1-1. Mantiene la prima posizione in classifica la squadra di mister Sgarlata. È tutto dal Toruccio La Piana. Antonio Caroè vi saluta e vi rimanda alla prossima.